stiamo andando all'inaugurazione. Stiamo andando all'inaugurazione del Macchitella Lab. Oltrepassiamo la siepe. Scalpestiamo il verde, dai. Questo è il Macchitella Lab. Diventerà un laboratorio di artisti dove fioriranno nuovi emergenti. Comunque il pondeggio lo tolgheranno dopo, il pondeggio, per adesso è perché i lavori ancora non si sa. Comunque questo è Macchitella Lab. Perché chiaramente il processo di riqualificazione, di risanamento, di sostenibilità andava verso una direzione che era quella del mantenere. Questo ha significato rifare i piedi a questa struttura, consolidarla, incamiciarla per le parti strutturali e cominciavamo ad assumere un interrogativo: cosa dovrà diventare? Che segno dovrà diventare? E su questo poi mi accingo alle conclusioni del cosa diventerà. Intanto un contenitore simbolico. Ed è per questo motivo che abbiamo in qualche modo ricostruito l'archetipo di una casa. Se voi vi mettete sulla parte laterale c'è proprio la casetta a capanna. Quindi abbiamo voluto ridisegnare questo archetipo, che è un archetipo dell'accoglienza. Allora, praticamente quello che sta parlando è Ciccio o Enzo Castellano. Comunque è il fratello. Il fratello, capito? Perché qua sono tutti fratelli, cugini, parenti, amici, amanti pure le amanti ci sono, però le amanti non si può dire perché se no ti quelerano. Poi ci sono pure quelli con i soldi, comunque ci sono tutti quelli che amano l'arte, che non so come dire, qua c'è ad esempio Maurizio Melfa, lui è Maurizio Melfa, che è un bravo ragazzo, anche qui la sua presenza. E ora bisogna riempirlo con la cultura, che sono loro, lo sanno loro, ora poi riempiranno. Una riconoscibilità totale che riguarda il fatto che tutto viene generato da tre colori: il rosso, il giallo ed il blu, la tricromia. Il primo piano, La che tricomia. poi è l'ex secondo, La tricomia. è quindi un codice elementare che in qualche modo significasse e risignificasse quello che sempre più questi mostri in maniera poco elementare ci restituiscono. Con grande meraviglia oggi è diventato un manifesto di chi vuole rimanere, e questo edificio è e sarà, e per questo il grande ringraziamento va al nostro sindaco Perenziano Di Stefano, collaborato chiaramente da un dirigente direi iperattivo, che ha spinto questo passaggio. Vorrei che rimanesse questo, diventasse per oggi e per il futuro l'edificio della Restanza. Grazie. La restanza. Grazie, ci ha raccontato un po' la genesi. Ma niente, per provare molto amico, niente. Con la quale abbiamo condiviso un percorso, diciamo, Con la pone? sono anche degli elementi abbraccianti. Mannaggia. Sicuramente per le nuove generazioni, per i giovani di Gela, questo può essere un punto di riferimento, un punto di aggregazione che giustamente, come diceva anche il signor Prefetto, può essere anche un elemento di socializzazione, perché altrimenti giustamente l'abbandono può creare solo dei disagi sociali. Questo vuole essere un palazzo, un building, una realtà che possa richiamare e possa dare delle opportunità anche e soprattutto alle nuove generazioni di Gela. Auguro veramente che questa sfida oggi si chiude, però sicuramente se ne apre un'altra, quella che Macchitella effettivamente possa dare quelle risposte tanto attese dal territorio. Grazie a tutti. Sono ragazzi che si affacciano loro al futuro diciamo della ristorazione, dell'accoglienza, e la loro presenza qua. Questa opera che consegniamo nel 2025 speriamo che sia, diciamo, come dire, il preludio di tante cose che consegneremo nel 2026. La città è piena di cantieri anche importanti, cantieri che guardano alla riqualificazione urbana ma anche alla dotazione di servizi nuovi per la città, di servizi culturali, di un centro per la cultura, di riqualificazione urbana, di nuovi parchi urbani. Quindi
Il 2026, diciamo, questo è un preludio, il 2026 può essere un anno in cui restituiamo alla città il lavoro faticoso che stiamo facendo, sindaco, assieme appunto in questi anni. Adesso diciamo, ci sposteremo verso l'ingresso, chiamerei il Don Giuseppe Fauciana che è qui per diciamo, un breve intervento diciamo così, diciamo, di benedizione alla struttura e poi saliremo nei 2 piani, faremo un giro diciamo, ad anello, scendiamo per fare un brindisi stasera. Diciamo. Eh sì, conviene benedirla, conviene. Guarda che bella scena che noi Ecco, qui ci sono tutti i giornalisti, quelli importanti che ora prenderanno proprio il taglio del nastro proprio in diretta. Noi ci mettiamo di lato perché a noi piace Gela di lato. Don Giuseppe Fauciana, un grande mio fans una volta, ora non lo so perché. Come potete vedere c'è l'asfalto nuovo per l'occasione, questo l'ha pagato l'Eni, pure l'anvisiata, questa bellissima invasiata, no ma questa è del cantiere, come chiudono che levano il ponteggio, levano pure la rete di cantiere, questo è il cantiere. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dio Onnipotente, fonte di ogni benedizione, illumina e proteggi i docenti e alunni di questo istituto. Fa che, come corpo di formazione della gioventù, nel progresso delle discipline scientifiche e della cultura umanistica, siano guidati dalla parola della verità, seguano i tuoi precetti e con tutta l'anima aderiscano a Cristo Maestro e Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Su tutti voi scenda copiosa la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Guardate. Auguri. Io mi mordevo le labbra. Prego. Io che già questo inizio, questo progetto, un regalo. Cioè quello fu l'inizio di questo progetto. Quello Ma un cozzo, sì, c'è più cozzo. Mi sta pigliando un cozzo. Ma senta, ma un ponteggio quando levo? Ah, l'architetto, vero? Architetto, ma il ponteggio quando lo levate? Allora, sai che il ponteggio l'abbiamo affittato senza problemi di Ma tempo? prego, non quindi non lo toglieremo. Ah, lo lascerete? Non lo toglieremo. Anche perché è verniciato È bene. verniciato buono. Ok, Quando ho detto high-tech mi riferivo a questo. va bene, grazie. Figurati, tu sai che ti voglio bene. Ma sì, ci vogliamo bene tutti. Non proprio tutti. Maria Savacarena. Attenzione il pericollo. Questa è una stanza, penso. Vediamo ora. Questi sono. Ciao Miss. Queste sono tutte le postazioni poi degli artisti. Quando creano, no? Hanno il loro posto, si siedono qua e creano l'arte. Chiaramente in qualche modo non è che siamo contestati, tuttavia ci sono dei problemi, per esempio negli anni 70 fu il senso pubblico, però gestire questo aspetto che chiaramente in parte riesce a condizione è significato che io ho fatto degli uffici con il team di ospitalità assieme alle persone e chiaramente per un ufficio Questa è dove
i capi artistici, perché ci sono gli artisti, quelli cani, poi ci sono gli artisti, quelli mediocri, diciamo, poi ci sono gli artisti, quelli di talento, e poi ci sono gli artisti, quelli proprio importantissimi, che sono gli autori, quelli che hanno le idee, che si siedono qui e strumentano le cose artistiche. Però così è. Oh, ciao per lei. Bene, qua ci sono tutte le media, questa è proprio il non plus ultra. Il non plus ultra, qua proprio ci siede l'artista Deo, quello che è Deo, i due dei, che proprio infatti che praticamente qui decidono tutte le menti come devono andare, perché qui sono tipo Minority Report, che i cervelli delle persone qui vengono decisi qui. Qua viene decisa tutta la mente cerebrale, la mente cerebrale dell'uomo gelese della restanza, cioè ciò che resta, capisci? Si chiama restanza, lo slogan dei Fuchi, perché restanza, ciò che resta è rasca, ciò che resta rasca, ecco, questo vero, un bel slogan, vero? Ciò che resta rasca, bello. Vabbè, andiamo a vedere se qualcuno dà delle spiegazioni. Qualcuno spiegherà ora. Poi così. Ho capito, così. Vabbè, no, pensavo. No, è solo per vedere i locali. Ma sono tutti così o ce ne sono altri da vedere? No, da sotto sono diversi. Diversi. Ma quindi praticamente, Assessore, lei che è più simpatico, cioè, buongiorno. Praticamente qui tutti gli artisti si siederanno Non gli artisti. no, e chi allora? No, coloro i quali questo è un luogo comune, c'è un accordo con l'Università Coredienne, quindi prevalentemente saranno probabilmente studenti, non artisti. Ah, studenti, un laboratorio per studenti. Pensavo io laboratorio artistico. Laboratorio. Ho capito. È dell'università. Niente, signori, niente. Io pensavo che era una cosa di artistica, niente, invece è proprio di genialità veramente. Propria la genialità in tutti i sensi, che è l'università. I più grandi geni verranno qua e inventeranno nuove. Basta. Questi sono i famosi arredi, quelli della Lituania. Dice che no. Bene, ci stiamo spostando sopra, siamo verso sopra. Attenzione. Sì, purtroppo ci manca la molletta. Niente, le porte si chiudono automaticamente le porte, non c'è il blocco. Vabbè, una dimenticanza, dai, le metteremo dopo. Qua pure le blocche non si le blocche non si portano, stavo dicendo. Le porte non si bloccano, purtroppo, manco pure curto. C'è la Dea Morsella. Quello, il fuco lorefice. E qua ci sono i tavolini dove a questo punto lo diciamo, non sono più artisti, ma sono i tavolini di tutti gli intelligenti che studiano all'università e vengono qua. Stiamo scendendo e linea studio, esatto. Allora usai, bravo. Un centronello che c'è. Un centronello, e io manco. Ciao, allora salutiamo insieme, ciao. Qua ora inizia i panini a murtatella, prosciutto, murtatella, vitti e salame. Come si chiama che ducche grassetti piccoli? Milano o Napoli? Ungherese e salame ungherese. C'erano pure la puna.
Sta pensando, ma un ponteggio levano secondo te? Ah, ho capito, e serve un deterrente, visto? E noi siamo ignoranti. Comunque, a voi la linea studio da Macchitella Lab, che è l'università, non è lab, è università. Non è lab, è università. Io pensavo che era lab. Niente artisti, solo geni, solo le persone intelligenti possono entrare qui, vero? E niente, buona fortuna a tutti voi persone intelligenti, amici e parenti, a voi la linea studio.